Sesta corsa, premio Giostra l'incontro di Cesena. È una condizionata per femmine di 4 anni, non vincitrici di 15.000 euro in carriera. Sono in 7 dopo il ritiro del numero 4, 1 Athena Francis, Marcello Di Nicola, 2 Aloha Bay, Luca Lovera, 3 Alena d'Amore, Fabrizio Brandi, 5 Aurora Clemar, Marco Basile, 6 Asio P, Manuel Pistone. Seconda fila 7 Aretha Francis, Marco Stefani, 8 Argentina Lux, Salvatore Valentino. Vediamo l'errore di Athena Francis. Al comando Aurora Clemar su Asio P, che va a chiedere strada e l'ottiene già all'imbocco della curva. Terza posizione per Alena d'Amore davanti a Aloha Bay, mentre vediamo di fuori Argentina Lux e in coda Aretha Francis. Quindi in vantaggio l'allieva di Manuel Pistone, 200 metri in 14,6. Poi a un paio di lunghezze la Saura Aurora Clemar davanti a Alena d'Amore, Aloha Bay, mentre avanza al largo Argentina Lux, la cui schiena viene presa da Aretha Francis. Arriviamo al paletto dei 400 metri in 34. Sempre in vantaggio la figlia di Ghiaccio del Nord con Manuel Pistone, si riavvicina Aurora Clemar al pari di Alena d'Amore, mentre si forma il treno esterno con Argentina Lux, pedinata da Aretha Francis. 600 in 46 appena abbondante. Numero 1 Athena Francis, squalificato. Stenta un po' a tenere il contatto Alena d'Amore. Andiamo in coda Aloha Bay, coda del gruppetto 14,6 qui davanti alle tribune, con sempre in vantaggio Asia OP, pedinata da Aurora Clemar. Poi la pariglia formata da Alena d'Amore e Argentina Lux, che sono entrambe in leggera difficoltà. Sposta in terza ruota Aretha Francis, che cerca di avanzare. Il chilometro intanto è andato via in 1,15,7. Avanza Aretha Francis, la retta di là con Asio P ancora in vantaggio, ma avanza Marco Stefani con la figlia di Russell November, che però si getta di galoppo proprio al paletto numero dei 7 Aretha 400 Francis, finali. Squalificato. Intanto ora la destra libera anche Aloha Bay, ma non persevera più di tanto. Siamo a 200 metri dalla conclusione con padrona della situazione Asio P, che deve arrivare agli ultimi 100 metri, è un po' stanca. Avanza Aloha Bay che si è ingambata, trova stanca l'avversario Aloha Bay e sul palo Aloha Bay trova finalmente la sua corsa. Luca Lovera viene a vincere con la figlia di Varenne, ha trovato la destra libera ai 200 finali. La portacolori della scuderia quiriniana di Alberto Bosi finalmente trova la vittoria. Sembrava ormai nettamente in vantaggio Asio P, si gira però, vedete Manuel Pistone, si accorge che è un po' in crisi la sua, poi vede arrivare la giubba bianca-azzurra di Luca Lovera e sul palo Aloha Bay con gran finale. La rivediamo, viene a battere l'avversaria e tornare alla vittoria dopo lungo tempo la figlia di Varenne, la quota di 4,41, mentre per il terzo è la diligente Aurora Clemar.